Allora, i nostri ospiti hanno ottenuto le idee in testa, allora iniziamo dal professor Casen. Allora, stavamo discutendo dell'entrata dell'Italia nell'euro, c'è chi dice che è stata colpa di Prodi, c'è chi dice che è stata colpa di Berlusconi, chi dei commercianti, il cambio. Intanto andava tutelato il consumatore, perché è vero che quando la gente andava a comprare doveva fare una fatica enorme per riuscire a capire quante lire costava quello che c'era scritto invece con un'altra valuta che era del tutto nuova. Quindi allora, se qualcuno era abituato a fare rapidamente questo cambio, la maggior parte delle persone, soprattutto le più indigenti, non riuscivano a farlo in tempo reale. Io ho visto che per esempio in Francia il cambio fino a qualche anno fa, adesso non so attualmente, c'era scritto franchi e c'era scritto euro, era obbligatorio anche dopo un anno, 2 anni, 3 anni, quindi a distanza di 10 anni, 12 anni ancora c'era il doppio prezzo, e questo è fondamentale, perché è chiaro che le nuove generazioni hanno un concetto diverso del valore dell'euro, perché sono cresciute con un valore nuovo che è quello dell'euro, ma quello che invece pensava in lire fa una fatica terribile, tant'è vero che oggi parlare di milioni di euro sembra, per noi che abbiamo vissuto l'epoca dei milioni e dei miliardi, sembrano cifre abbastanza irrisorie. Se poi invece le trasformiamo in lire parliamo di centinaia, migliaia di miliardi, e allora abbiamo una consapevolezza diversa di quello che è per esempio il deficit dello Stato che fa ogni anno, o dei tassi di interesse che stanno viaggiando, eccetera. Quindi l'importante è che l'euro doveva essere al servizio del cittadino e non viceversa. Invece abbiamo costretto il cittadino ad adattarsi a una moneta nuova, che poteva, ripeto, di per sé va bene, ma non è quello che fai, ma è come lo fai che crea vantaggio o danno a seconda. Per tornare al discorso del profitto, il profitto sta massacrando l'umanità, ma d'altro canto c'era uno che diceva: dai a Cesare quel che è di Cesare, il valore della moneta è una cosa per chi la crea, e dai a Dio ciò che è di Dio, cioè l'uomo è legato a ben altri valori e non posso equipararlo all'euro, al dollaro oppure a qualche altra moneta. Quindi questi sono principi fondamentali che in questo momento, visto che le cose stanno mutando in maniera rapida, sembra che siano cose vecchie, ormai superate, ma il fermarsi una volta alla settimana e pensare e festeggiare, ma riposarsi, è una cosa fondamentale. Se noi guardiamo ne parlavamo poc'anzi, se vediamo tutte le civiltà, quali sono quelle che sono rimaste? Quelle che avevano l'abitudine di fermarsi ogni 6 giorni, il 7° riposavano e riprendevano la settimana successiva, perché quello che lavora in continuazione finisce col perdere il senso della realtà, ma soprattutto il senso della propria personalità. Allora non vorrei che questa corsa al mercato fosse una sorta di tsunami che ci viene addosso e che non riusciamo a gestire. Certo. Cecchinato, allora torniamo alla questione dei dazi. No, secondo me una cosa che dobbiamo ricordare è che il senso del TTIP è abbattere le barriere tariffarie laddove ci sono ancora. Sono mediamente basse, è vero, molti prodotti, però molti settori hanno ancora barriere tariffarie molto alte, abbattere completamente. Ma poi intervenire, questo è molto importante, perché qual è il senso di un'area di libero scambio? È innanzitutto, come quella che si vorrebbe realizzare, abbattere le barriere non tariffarie. Stiamo parlando di tutti quegli standard tecnici, tecnologici che le imprese sono tenute a rispettare per esportare verso gli Stati Uniti. Per lo più si tratta di standard tecnologici di sicurezza alimentare e tecnologica
che perseguono i medesimi obiettivi che abbiamo noi in Europa, ma lo fanno con strumenti diversi, per cui il settore auto è emblematico in questo senso, perché le macchine prodotte negli Stati Uniti e vendute negli Stati Uniti e le macchine vendute in Europa devono rispettare pressoché i medesimi standard di sicurezza, però le normative che dicono più o meno le stesse cose si sono sviluppate parallelamente, sono normative diverse, per cui il produttore di auto italiano deve allestire una linea specifica per produrre un'auto da vendere negli Stati Uniti e una linea specifica per produrre un'auto da vendere in Europa. Il TTIP vorrebbe fare questo, cioè vorrebbe, laddove gli standard di sicurezza sono pressoché gli stessi, vorrebbe armonizzare le procedure e fare in modo che il produttore di auto italiano possa, con la stessa linea produttiva e un abbattimento dei costi importanti, vendere la medesima auto tanto negli Stati Uniti quanto nell'Unione Europea. Abbiamo detto prima che invece laddove le normative degli Stati Uniti e dell'Unione Europea sono così diverse, abbiamo parlato di OGM, abbiamo parlato di carne, di animali nutriti con ormoni anabolizzanti, laddove le normative sono così diverse, l'Unione Europea lo dice la Commissione, lo dice il documento del Parlamento che è il mandato a negoziare alla Commissione. E non si negozia, cioè per noi quelle cose non sono negoziabili, per cui per rispondere al dubbio che ci siamo posti prima, se la carne, o il professore chiedeva quali possono essere le sanzioni sono quelle che ci sono oggi nel nostro ordinamento, nel senso che se in Italia e in Europa viene venduta della merce, della carne vietata, questa merce viene sequestrata dalla Guardia di Finanza, cioè si tratta di una fattispecie di reato penale, le sanzioni ci sono. Infatti il TTIP non interviene a livello sostanziale in maniera così rilevante, cioè le normative rimangono le nostre, assolutamente. Si tratta di armonizzare invece soprattutto gli standard tecnologici, laddove questi sono armonizzabili, senza rinunciare, perché questo lo dice di nuovo sia la guida operativa che la Commissione ha pubblicato, sia il documento programmatico di indirizzo dal Parlamento alla Commissione Europea, senza rinunciare a principio di prevenzione, che non viene assolutamente intaccato e anzi viene rinnovato e sancito come principio intoccabile, la normativa a tutela del lavoro, la normativa in materia di sicurezza alimentare, sono tutte caratteristiche che non vengono assolutamente toccate. Però ci sono delle stime che dicono che invece anche a livello occupazionale, Castagna se non sbaglio, non solo per l'Italia ma un po' dappertutto, anche in Germania. No, ma la cosa che stupisce è... ci sarebbe un calo di occupazione. Allora, c'è un modello, il nostro modello europeo, che ha assunto, dopo il secondo conflitto mondiale, il concetto di libero mercato. L'Europa ha questa credenza, a parte l'Unione Sovietica, ma adesso anche Putin. Addirittura qualche settimana fa il Parlamento europeo ha bocciato una risoluzione che chiedeva il libero mercato per la Cina. Dico, ha bocciato per fortuna, perché appunto il libero mercato si presuppone anche che abbia alcuni diritti per le persone che in quel paese non vengono, diciamo così, rispettate. Per cui c'è una condizione in Europa per modello sociale e economico che ha caratteristiche profondamente diverse, non solo la protezione del consumatore su quanto mangiamo e su cosa consumiamo, ma vi sono anche dei diritti che in qualche misura vengono definiti. I diritti del lavoro sono un elemento, si parlava qualcuno prima della sanità. Il modello europeo prevede una sanità universale, il modello americano prevede una sanità se riesci a pagartela. Il modello europeo prevede che la scuola pubblica, pur mantenendo anche la condizione di scuola privata, prevede abbia la possibilità, l'accesso anche per i servizi, quindi l'offerta di servizi. Il TTIP parla appunto anche della condizione sugli appalti, e quindi una gara d'appalto in cui possono essere modificate le normative, perché è vero che il TTIP non fa riferimento, ma non esclude questa possibilità. Non fa riferimento, mentre alcune le esclude dalla possibilità di essere negoziate. Poi si verifica che ciò non accade, perché quando ci si negozia poi si prende un po' la mano, le cose scappano dalla vista. Ma su questo invece, sugli appalti, cioè le possibilità che le gare di appalto vengano definite, si possono anche trovare condizioni per cui l'occupazione, perché grava sui costi, possa essere modificata rispetto alle normative che abbiamo nel nostro paese e in Europa, secondo lei la democrazia è a rischio, però il problema è ancora a monte. La Costituzione americana prevede uno Stato federale su cui vi è un'ampia disponibilità appunto dei paesi che ne fanno parte, ma c'è una Costituzione che lo rende esigibile il diritto in quel paese, pur appunto avendo uno Stato, un modello federale.
Obama manda avanti questa condizione. In Europa come siamo messi? Abbiamo una Costituzione che non è applicata. Cioè noi abbiamo formalmente scritto una Costituzione, ma non c'è una Costituzione europea. Cioè, e guardi che io penso che sia necessario traguardare agli Stati Uniti d'Europa, non a una cosa simile, in simil pelle in sky, no, una cosa molto vera, Stati Uniti d'Europa, ma che deve avere fondamentali molto precisi. Non abbiamo una politica sociale che unifica questo Paese, non abbiamo una politica fiscale. Prima faceva riferimento alla politica estera. Adesso basterebbe la battuta della Mogherini, c'è la Mogherini, ma non abbiamo una politica estera, anzi quando abbiamo avuto bisogno rispetto ai problemi di immigrazione profughi abbiamo chiesto a un altro paese non europeo, come la Turchia, pagando naturalmente perché mica le cose si fanno, 6 miliardi, di deportare le persone, perché anche affidare ad altri una cosa che invece dovremmo in qualche misura regolare noi, certo. Quindi non abbiamo l'Europa, qualcuno tira sul muro, qualcuno va a prendere a 30 miglia dalla costa, cioè di questo, se non ci sono, se i due contendenti hanno caratteristiche così diverse, davvero si può pensare che alla fine troviamo la mediazione necessaria quando i poteri sono così squilibrati? Non c'entra niente il libero mercato, la possibilità di vendere, quando i poteri hanno questo squilibrio davvero ci si rende conto che la possibilità di trovare un accordo che sia equo è praticamente impossibile. C'era un problema, rispondo, sui dazi, credo che in 10 minuti ci si risolve la questione dei dazi. L'armonizzazione sui dazi, 10 minuti, perché è un problema come quello che sosteneva la Lega qualche anno fa, sosteneva applichiamo i dazi alla Cina per importare le cose. C'era un'unica differenza, l'ha sollevata mi pare Luca di Cordero di Montezemolo, dicendo guardate che il 10% della popolazione cinese, e cioè circa 130 milioni di persone, ha un reddito 50 volte quello che ha il più ricco in Europa, 50 volte, tanto è vero che la Ferrari in qualche misura si vende in Cina. Certo. Se io alzo i dazi per i prodotti cinesi, anche i cinesi siccome sono con gli occhietti così dicono vabbè nessun problema, alzano anche loro qualche dazio sul prodotto italiano, c'è una reciprocità da un punto di vista economico, ma se tu vuoi trovare con i cinesi non è impossibile, con gli americani, con gli Stati Uniti, un equilibrio lo puoi trovare sui dazi, l'abbiamo fatto anche in Europa da questo punto di vista, quindi è possibile, è che non è solo quello. Non è solo quello, è la libertà di esportare e noi pagheremo un prezzo più alto come Italia rispetto agli altri paesi. Noi la Francia non è un caso che abbiamo i prodotti di nicchia da un punto di vista più generale in cui riusciamo a introdursi in quei mercati abbiamo anche dei successi ed è evidente che la preoccupazione è questa. Sì, ma c'è da dire anche un'altra cosa, noi è da anni che stiamo chiedendo alla Commissione europea che vada a mediare i certificati di esportazione della carne bovina direttamente e non lasciarlo fare a ogni singolo paese. Certo. Noi abbiamo la Francia che da 5 anni esporta verso la Turchia e noi siamo diventati matti per 2 anni a correre dietro a un funzionario del Ministero dell'Agricoltura turco per riuscire ad avere dei certificati che dopo sono stati una beffa perché il nostro Ministero della Sanità non è stato in grado di mediarli, di organizzarli perché ha maltrattato tra virgolette il funzionario del Ministero dell'Agricoltura turco e questo per ritorsione quando siamo andati là per trattarli noi parlavamo e lui firmava carte e neanche ci ascoltava, tant'è che dopo siamo ritornati con le pive nel sacco perché abbiamo dovuto aspettare che arrivino loro in visita e quando siamo andati al Ministero della Salute li hanno portati in mensa e abbiamo pagato noi perché il Ministero della Salute non era nemmeno in grado di offrirgli un piatto di pasta asciutta e un contorno, cioè follia pura. Allora prima di pensare a liberalizzare mercati che non riconoscono diciamo per quanto ci riguarda la sicurezza alimentare, perché il pollo alla candeggina di Crozza è vero, cioè loro usano degli strumenti che noi non usiamo. Il sottovuoto che ci arriva dagli Stati Uniti d'America, la carne in sottovuoto trattata con i raggi gamma, con altro tipo di trattamento, dura 120 giorni, la nostra 30 giorni.
ma la nostra viene messa dentro nel sottovuoto tal quale. Loro invece fanno dei trattamenti, allora sono sicuri. Poi l'OMS che si prende la briga di far uscire una relazione che dice che cioè, mangiare una bistecca è come fumare una sigaretta, ma siamo pazzi, cioè, come dice Bersama, ma sti qua vogliono smacchiare il giaguaro, nel senso che vanno a dire queste cose. Certo, no? Ricordiamo non più tardi dell'anno scorso. E fanno le ricerche negli Stati Uniti d'America dove usano gli ormoni e quindi l'OMS viene a dirci che dobbiamo stare attenti a mangiare la carne, però lasciano ormonare i bovini negli Stati Uniti d'America. Ma è questo il mondo che vogliamo? Cioè, l'Europa che vogliamo? La sicurezza alimentare che vogliamo? Ce l'hanno dimostrato con la Volkswagen. Ma certo, però ripetiamo, gli Stati Uniti ce l'hanno mostrato con la Volkswagen. Non è il TTP che all'improvviso fa entrare la carne che fino a ieri non poteva entrare, cioè questo diciamolo però. Ma sono a rischio anche i formaggi, DOP, IGP, il parmigiano reggiano, il grana padano. Ma la normativa non cambia. L'Italian Sounding sono 60 miliardi. Ma è un'altra cosa ancora quella, aspetta, non facciamo confusione, porti pazienza. No, l'Italian Sounding è un'altra cosa ancora. Diciamolo che non è che domani col TTIP potrà entrare la carne di animali che sono stati nutriti con ormoni, questo diciamolo, perché la normativa rimane intoccata da quel punto di vista là. Ma così come, chiedo scusa, nel mondo del lavoro, cioè io vorrei capire il perché di queste stime, perché non vorrei che per attaccare il TTIP si desse troppa importanza al TTIP, cioè il TTIP non si mette, ma non potrebbe, perché lì veramente ci sarebbe una lesione della democrazia importante, non ha la possibilità di stabilire quali sono le norme sostanziali che regolamentano il mondo del lavoro e, non so, all'improvviso abolire i contratti collettivi nazionali. No, ma sono le stime che vengono fatte dall'entrata del contratto. Dice, sì, però persino l'Europa. Però chi lavora in Italia lo farà con i contratti italiani, chi lavora in America se io non ho un risultato economico, se io impresa americana decido di fare un appalto, lo vinco in Italia, non ho il risultato economico che mi era stato determinato alla gara dell'appalto, e il risultato economico può essere che sono cambiate le condizioni di lavoro, quindi si sono innalzate, sono migliorate. Io posso posso agire con arbitrato nei confronti del paese perché il mio risultato economico. Ma non è scritto questo, parliamo di questi ISDS. Allora, facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità e adesso rientriamo e parliamo allora di questi ISDS. A tra poco.